Siciliano. Ciao Francesco. Benvenuti non solo ai presenti ma anche a chi ci sta guardando. Ricordiamoci che non soltanto i qui presenti possono assistere al gala, ma sul canale YouTube di Sportisili, sulle pagine Facebook di Sportisili e di Localcio Più è possibile vedere integralmente questa seconda edizione del gala. Cominciamo dai ringraziamenti, come si suol sempre fare. L'Hotel Villa D'Amato che ci sta ospitando, Studio Dentistico Conte, Mediterranea Antincendi, Luxury Casa e Perfect Clean e anche Palmeri della sua ditta Uniservice che ci hanno aiutato, diciamo, a organizzare quella che è appunto questa manifestazione con tutti i premi che consegneremo, diciamo, man mano che proseguirà quella che è la nostra edizione. Ovviamente non siamo da soli e Salvo potete, come immagino saprete, è un lavoro d'equipe, quello di Sportisili e di Localcio Più, la presenza di Salvo al mio fianco, ma anche di Filippo Di Lorenzo e Salvo Geraci in regia per garantire non soltanto la corretta realizzazione a livello tecnico dell'evento, ma anche ovviamente la produzione in post-produzione di questo evento a carattere social, ovviamente a carattere di streaming online. Chiaramente noi andremo a premiare quelli che si sono distinti nella stagione che si è appena conclusa, 2022-23. Ci siamo soffermati, diciamo, su quelle che sono le due categorie di massima espressione del calcio dilettantistico siciliano, ovvero eccellenza e promozione. Quindi pian piano andremo a premiare questi protagonisti della stagione appena conclusa, con qualche eccezione, qualche premio speciale che pian piano durante la manifestazione andremo a spiegare. Cominciamo dal San Giorgio Piana, quindi chiamiamo qui a premiare il San Giorgio Piana il Giampiero Vitale, vicepresidente della sezione AIA Arbitri. Grazie. Prego. Salve. E chiamiamo qui chi è venuto per ritirare il premio per il San Giorgio Piana. Adesso vi diamo i microfoni, vi presentate così. Buonasera, sono dirigente del San Giorgio Piana, Bellavia Roberto. Buonasera a tutti, sono sempre il dirigente del San Giorgio Piana, Giuseppe Catalano. San Giorgio Piana l'anno scorso, diciamo, hanno partecipato al campionato di prima categoria, hanno vinto quella che è stata la Coppa e quindi si sono meritati il salto di categoria, quindi quest'anno giocheranno il campionato di promozione. Insomma, qual è il vostro obiettivo? Prima di darvi il primo, qual è il vostro obiettivo se già avete cominciato a studiare quella che è la stagione che è alle porte? Allora, il nostro obiettivo è sempre quello di fare meglio anno dopo anno. Siamo una società fondata nel 2014 e pian piano in questi anni siamo riusciti a scalare, diciamo, un po' la vetta. Il nostro obiettivo è quello innanzitutto di, come dicevo prima, di fare bene, ma puntiamo qualcosa in più. Ho visto, avete annunciato quello che sarà il nuovo allenatore della stagione 23-24, Filippo Chinnici, insomma, se vuole dire qualcosa al riguardo. Ma poi abbiamo anche il nostro direttore sportivo, Tantillo, sì? il signor Tantillo, e abbiamo un po' degli obiettivi con il nostro direttore sportivo e anche con il nostro mister che è molto competente di arrivare a certi traguardi con una piccola realtà, con grandi obiettivi che abbiamo. Allora, da parte nostra in bocca al lupo e complimenti. Grazie a Signor voi. Vitalo può anche premiare. E Francesco, cominciamo. Torniamo. Sì, vai. Torniamo, secondo premio di serata di una vincente del proprio girone. Andiamo intanto con la motivazione, ovvero un grande ritorno nella massima categoria del calcio dilettantistico per una grande piazza, un cammino a passo di carica che ha portato a tagliare il traguardo che si attendeva dopo tanti anni difficili, insomma, un vero e proprio passo da gigante. Chiamo a premiare il presidente della NIS, il dottor Luca Giovannone. E a ricevere il premio naturalmente l'Acragas, nella persona di Matteo Colucci, colui che mi è stato presentato come l'uomo immagine dell'Acragas. Buonasera a tutti. Tanto Buonasera. Grazie anche a nome della società. Io rappresento l'Acragas, oltre per il mio passato da calciatore e ultimamente, diciamo, ho svolto questo ruolo come uomo immagine della società. Abbiamo conquistato questa promozione, diciamo è stata dura perché avevamo
delle concorrenti abbastanza forti come l'Enna, che sicuramente meritava anche la promozione in Serie D, però purtroppo ne saliva uno, almeno nel girone, siamo saliti noi. Adesso ci stiamo programmando per il nuovo campionato, sperando di allestire una squadra che ci possa, come primo anno, di fare un campionato di una salvezza tranquilla. Ecco, una sfida importante quella della Serie D, che di recente ha premiato grandi piazze come Palermo, Catania, e adesso Agrigento torna nel massimo palcoscenico. Sì, Agrigento, per il passato merita sicuramente, è una piazza che merita categorie superiori. Io ho fatto la C1, ho fatto la C2 ad Agrigento, ho fatto la Serie D, però giustamente come primo anno puntiamo a una salvezza tranquilla, anche perché ci sono tante situazioni che è inutile puntare a vincere il campionato quando poi non hai il campo dove poter giocare. Brutta esperienza l'abbiamo avuto 5-6 anni fa, che siamo andati a giocare in campo neutro e poi ci è costato il fallimento. D'accordo, quindi ringraziamo Matteo Colucci, il presidente Giovannone può consegnare la targa. Congratulazioni. Chissà, magari anche un passaggio di consegne, dovuti scongiuri ovviamente li stanno facendo a Caltanissetta. Un applauso per l'Acragas, grazie al dottor Giovannone. Richiamo il mio esimio collega perché c'è da continuare, non ci possiamo fermare. C'è da continuare e io andiamo a premiare una società che soltanto il nome fa rabbrividire, ovvero il Trapani, che però per premiare chiamo Lorenzo Farris. Trapani è una squadra che è riuscita a rialzare la testa negli ultimi mesi della stagione con una serie di risultati di spessore, come appunto la vittoria dei playoff di girone per la Serie D. E con la nuova proprietà è un assetto societario più inquadrato. Chissà appunto cosa succederà la prossima stagione, magari ce lo svelerà in anteprima il club manager del Trapani, Leo Raccosta. E allora, Grazie, buonasera a tutti. signor Raccosta, Grazie per si Funziona. sente. E allora, insomma, cosa ci dice di questo nuovo Trapani che alle porte una stagione entusiasmante, quella soprattutto la seconda parte della passata stagione, e che Trapani ci aspettiamo per quella che verrà? Noi siamo subentrati nelle ultime 2 partite con la nuova proprietà del presidente Antonini. Abbiamo fatto queste 2 ultime gare con un grande entusiasmo, abbiamo portato un grande appeal nuovo in questa società, siamo riusciti a vincere questo torneo, siamo riusciti a vincere i playoff e per noi è stato davvero un grande motivo di orgoglio. Iniziamo adesso una nuova avventura con una società davvero importantissima, con una serie di elementi nuovi. Abbiamo ristrutturato tutto l'intero stadio provinciale, abbiamo avuto l'appalto per 30 anni e quindi abbiamo fatto tutto nuovo, abbiamo fatto lo stadio nuovo, abbiamo fatto la piscina nuova, abbiamo fatto la palestra nuova. Il nostro presidente ha creato ormai questa grande industria che è la Polisportiva a Trapani, perché il proprietario del Trapani Calcio è il proprietario del basket Shark pallacanestro, e quindi ci stiamo accingendo un po' a creare questa grande format di polisportiva che per noi era davvero importante. Speriamo che tutto possa andare per il meglio. Siamo qui adesso a, tra virgolette, sperare in una eventuale, anche se secondo me remoto, ripescaggio. Siamo attrezzati, abbiamo già attrezzato il tutto per fare in modo che questo possa accadere. Ci crediamo poco perché capisco che le situazioni sono davvero difficili, però siamo pronti a ripartire, eventualmente ritorniamo nel nostro campionato che in questo momento ci compete, chiaramente con delle aspettative importanti, perché non ci possiamo nascondere che faremo un campionato di altissima qualità, e quindi non dico che saremo costretti a vincere, ma ci proveremo dalla prima all'ultima Da giornata. parte nostra un augurio, Lorenzo, prego. Un plauso assolutamente alla società. Questa isola deve ritornare ad avere società nel professionismo. Speriamo che il Trapani ci arrivi quanto prima, quindi complimenti alla proprietà. Complimenti, Grazie prego. Leo Raccosta per il Trapani Calcio. Ancora Grazie con- ancora. Lorenzo rimane perché vai Francesco, Sì, arrivo. vai tu con la motivazione della permanenza di Lorenzo sul palco. Perché questo è il primo premio speciale, caro il mio Lo vado a ritirare. Salvo, vai a ritirare, occorrerà anche un altro microfono.
Riassumiamo in breve alcuni numeri del premiato, che purtroppo non è qui con noi, motivo per cui c'è Lorenzo al mio fianco. 352 presenze e 124 gol tra i professionisti, cannoniere di tutti i tempi, capocannoniere di tutti i tempi col Benevento, in 2 stagioni e mezzo, falciate tra infortuni, stop per il Covid, ha segnato 51 gol con la maglia del Resuttana San Lorenzo, ha intrapreso un nuovo cammino, ora dal campo alla scrivania, verrebbe quasi da dire, in 3 sole parole: pescatore di perle, premio alla carriera per Giampiero Clemente. Tira Lorenzo, quasi inutile dire parole su Giampiero, tu lo stai vivendo in questa doppia veste, prima da calciatore, ora da dirigente, insomma, lascio a te la parola. Intanto ringrazio da parte di Giampiero per questo premio. Io lo conoscevo da calciatore, ho avuto la possibilità di viverlo da uomo in questi mesi e, insomma, la sua carriera parla per sé. Giampiero adesso vuole fare un percorso diverso, perché fare tutte e due non era la strada giusta. Adesso si è già messo la giacca e la camicia per fare il direttore come si deve. Lo vedremo ai nastri di partenza tra un mese con l'inizio del campionato, quindi complimenti a Giampiero e grazie ancora a voi. E lo vedremo a breve anche con i primi colpi che verranno annunciati sul mercato. Esatto, quello. Tra l'altro è il 1° luglio, quindi ufficialmente si può già Adesso si dare può, il via. esatto. Perfetto, grazie Lorenzo. Lorenzo. Naturalmente ringraziamo Giampiero che, causa di forza maggiore, cose coniugali, non è con noi. Io ti lascio il palco, caro Sì. Salvo, perché procediamo. Grazie ragazzi, per me è un onore ricevere questo premio alla carriera. Un saluto particolare a Salvo Orifici e Francesco Cammuca. Grazie sempre di tutto, un abbraccio. Io invito Francesco Tantile, il direttore del Piana, a premiare colui il quale chiamerò a breve. Microfono. Allora, premiare un difensore per un gol fatto, diciamo, non è una cosa di tutti i giorni, figuriamoci se poi questo gol è storico, perché insomma arriva molto storico per la rapidità con il quale è stato fatto, quindi chiamo sul palco Gino Giardina. Buonasera a tutti. Ciao Gino, complimenti. Allora, vorrei far parlare Francesco sia di questo gol e poi di tutto quello che mi è nato dopo, perché Francesco ai tempi era il direttore della Mazzarese, quindi conosce benissimo l'avvenimento di questa bellissima rete. All'improvviso, perché ancora la partita doveva iniziare praticamente, quindi parlavamo negli spalti, all'improvviso abbiamo sentito esultare, abbiamo visto che è stato un gol da centrocampo, forse prima, ancora prima. Record, non mi ricordo se è 2, quanto? 3 secondi e 81. 3 secondi e 81. Il tempo che la palla, diciamo. Anche la Cina l'ha commentato, il Giappone, tutto il mondo l'ha commentato, quindi alla fine è stata una bellissima emozione. Posso dire anche la mia personalmente, devo dire che sono stato molto bene alla Mazzarese, sono stato bene con Gino, il capitano, e con i ragazzi, abbiamo veramente fatto bene. Abbiamo creato un gruppo fantastico, no? Assolutamente. Questo sì. Secondo me siamo andati avanti proprio per lo spogliatoio poi alla fine. Va bene. Gino, qualche parola da parte tua appunto anche su questo gol, e poi anche se ci vuoi dire qualcosa sulla prossima stagione, se già hai le idee chiare, perché insomma siamo in pieno calciomercato. Sulla prossima stagione preferisco non parlare. Ok. Sono confuso. Ok. Sul gol assolutamente sono contento per quello che è stato fatto individualmente. Mi ha reso, diciamo, anche al tramonto del calcio, della carriera calcistica, un momento di gioia e di grande orgoglio. Come diceva prima il direttore, il gol ha fatto il giro del mondo e veramente siamo arrivati ovunque. E anche dal punto di vista societario la società si è ritrovata ad avere una pubblicità abbastanza importante. Mi associo alle sue parole dal punto di vista del gruppo, dal punto di vista dei risultati derivano dallo spogliatoio che si è creato da dicembre in poi, grazie al suo arrivo, grazie agli innesti che comunque sono stati fatti da parte sua, e quindi il merito va anche al direttore Tantillo. Al mister Iacono, perché assolutamente. veramente ha fatto tanto. Quindi, la consegna del premio Gino Giardina, ancora complimenti, rimarrai nella storia. Grazie mille. Grazie. Lo
ritorno di una società che nel giro di 3 anni è riuscita a ripartire da zero, costruendo in maniera oculata e ottenendo con autorità 2 promozioni consecutive, non scontate, ma entrambe meritate. E ora c'è da affrontare nuovamente la sfida dell'eccellenza. Chiamo a premiare Enzo Palmeri, perché è la volta del Geraci, che chiamiamo sul Velarde e palco, Chiazzese. con 2 protagonisti, Prego. ovvero sia Bomber Velardi e Chiazzese. Sono diminuiti i microfoni, quindi dovrete fare a turno. Io Intanto congratulazioni per questo premio meritato per voi. Decidete chi parte, fate morra cinese per decidere. Partiamo un po' insomma, le tue considerazioni per questo. Intanto tornare a Geraci, ricostruire da zero, perché entrambi comunque fate parte del nucleo, e tra l'altro c'è in platea anche l'allenatore che vi ha sopportato, per così dire, in prima categoria, Marco Mineo. Insomma, com'è stato ripartire? Non è stato facile, siamo ripartiti dalla prima categoria, dopo anni che il Geraci ha fatto bene, anche in eccellenza. Per noi è un onore aver contribuito a riportarli nella categoria che merita. A te invece chiedo, tra l'altro rispetto alla vecchia, alla precedente situazione, il Geraci gioca a Geraci, il che comunque è un fattore in più. Di sicuro ha contribuito tantissimo anche in questo campionato il fatto di comunque giocare le nostre partite dentro casa. Abbiamo fatto infatti un campionato bellissimo dalla prima giornata fino all'ultima, anche molti addetti ai lavori ci davano per spacciati, però alla fine abbiamo vinto noi, ed è stato bello, come dice il Bomber, riportare una società che al calcio siciliano ha dato tanto, e quindi riportarlo dalla prima categoria comunque all'eccellenza, specialmente per noi che ci siamo calati nella prima, poi abbiamo fatto la promozione, abbiamo vinto 2 campionati, è stato veramente un traguardo bellissimo. E noi vi rinnoviamo i complimenti. Enzo, decidi tu a chi consegnare al Bomber, nel dubbio a chi la butta dentro. Un applauso per il Geraci. E ora in bocca al lupo per la stagione in eccellenza. Vai Salvo, torna con noi. Prima del primo blocco pubblicitario, comunque sia che durerà pochi secondi, l'ultimo premio diciamo individuale. Parliamo, a proposito di Bomber Velardi, di un altro bomber del girone A di eccellenza, una vera e propria macchina da gol che ha saputo dimostrare in un campionato difficile come l'eccellenza di vedere la porta con straordinaria continuità e semplicità. È un premio che lui tra l'altro ha lottato fino all'ultimo gol, fino all'ultimo istante, con un bomber come Cocimano dell'Enna, anche come Monti del Castellaccia, fino alla fine, fino a 3-4 giornate alla fine erano tutti appaiati. Chiamo sul palco Domenico Mistretta, che verrà premiato da mister Marco Mineo. Ciao Domenico. Mister, questo lo do a te. Allora, prima lascio parlare al mister e poi a Domenico. Allora, io sono di parte, quindi so le caratteristiche. Domenico a te ha fatto 3 gol quando giocava alla Mazzarese. Grazie. E 1 quando giocava con lo Sciacca, quindi 4 gol in 2 partite. Quindi sono io che... Chi meglio di te può definire... Quindi tu non Mi ha facevi... portato bene. Quindi non facevi parte di quella società, tu? no, Perché no. quelli che fai... Tu Monti più li ha che altro fatti mi a devi te. fare sapere dove giochi il prossimo anno, così evidentemente Mineo lo facciamo sedere in tribuna. Qualcosa si sta muovendo, però aspettiamo un altro po'. Certo, dopo tutti questi gol chiaramente la cifra alza per i direttori Dantillo e come loro. Prego mister. Intanto gli consegno il premio. Fare tutti questi gol in un campionato così difficile, secondo me vale ricevere un premio. Quindi congratulazioni e in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille. Domenico, a te ti chiedo, insomma, hai fatto così tanti gol fino alla fine, hai lottato con Cocimano. Quanto è stato stimolante avere, diciamo, questa concorrenza con un giocatore come Cocimano, e che appunto obiettivi hai per la prossima stagione, vista, diciamo, questa che ti lascia alle spalle, che è molto importante? No, per l'anno prossimo innanzitutto buonasera a tutti, sto vedendo la cosa migliore per me, sicuramente per me è stata un'annata importante, e sono sicuro che la prossima sarà ancora migliore. Ok, complimenti. Grazie. Questo lo dai a me e ancora un po'. Grazie mister, resta a disposizione.
Rientriamo con la seconda edizione del Gala del Calcio Siciliano qui dall'Hotel Villa D'Amato di Palermo e riprendiamo dopo il break pubblicitario con un'altra squadra che ha vinto il proprio girone, un'altra società storica del calcio siciliano che scala le gerarchie e torna in Serie D dopo tanti anni di purgatorio, un primo meritato per aver tenuto testa alle inseguitrici in un girone B di eccellenza reso incerto fino agli ultimi minuti dell'ultima giornata. Qui il premiante è già accanto a me, è Salvo, e allora invito Ligia Virtus. Mister Ferrara, dirigente di Batto, nello specifico. Intanto vi do questo così. Buonasera a tutti. Vi do le mani, complimenti, lo do al dirigente. Mi sembra. Prego. E allora, raccontateci la cavalcata, perché noi essendo da questo lato l'abbiamo seguita, ma indirettamente, chiaramente voi sul palco sul campo eravate diretti protagonisti. Prima chiedo al dirigente di Bartolo e poi al mister com'è stata questa cavalcata trionfale. È stato un anno fantastico, perché onestamente non è che proprio eravamo partiti per vincere come primi, eravamo partiti per fare un campionato importante, però non era proprio il primo posto l'obiettivo. Ci siamo arrivati tramite veramente un campionato importantissimo, dove abbiamo fatto bene sia in casa che fuori. Abbiamo vinto anche la Coppa Italia, che è un altro passo importante dell'annata, per cui siamo felicissimi, veramente, un grande campionato. Complimenti, mister. Corazzate come il Siracusa, come il Taormina, Modica, insomma, come sei riuscito a batterle, a superarle e a vincere questo campionato? Beh, la legge del calcio, no? Non è scritto mai, dico sempre che per vincere bisogna non spendere di più ma spendere bene. Dico, però ci sono riusciti il Siracusa, qua il mio allievo Davide. Poi vedo con piacere Giardina, voglio fare un piccolo appunto, che il gol di Giardina non era regolare. Voglio aver dato il premio, però io a lui gli ho chiamato subito l'indomani, ho detto Gino, un tuo compagno era oltre la metà campo, il gol andava annullato per regolamento. Però sono due ragazzi che sono cresciuti con me da piccoli e per me è un onore rivederli. Poi con Davide ci sentiamo spesso, abbiamo battagliato col Siracusa in Coppa, campionato. Alla fine vince, credo con merito, la nostra squadra, perché non ridevo sempre che no, perché non ci ha dato fiducia Domenico Mistretta, che non avevamo chiamato e se no Domenico non ci hai dato fiducia, noi abbiamo vinto lo stesso, però penso vabbè. Però dico, le scelte sono libere, Chicche di mercato. però le conseguenze sono obbligate. Lo potete richiamare e voi no. Quest'anno lo può richiamare, Nicola non vuole vincere, lui vuole vincere la classifica cannonieri. Dico, va bene così. È da D. Vediamo. Quindi chi chiama Mistretta poi vince il campionato. Sì, noi non dobbiamo Ti vincere. chiamerò domani. Noi non dobbiamo vincere, dobbiamo fare bene, dobbiamo dare continuità al progetto tecnico, abbiamo un budget che con quello ci dobbiamo confrontare, litighiamo anche per le 100 euro perché noi le persone li vogliamo pagare. C'è un budget virtuale e budget reale. Noi abbiamo sempre un budget reale. Quello virtuale, sento qualche giocatore in questi giorni, ma io devo prendere X, devo prendere Y, noi paghiamo tutti. Ido Iaga, che è stato un nostro cannoniere, porto questo piccolo, aveva un premio a vittoria campionato, gli è stato dato alla scadenza, poi ha fatto le sue scelte, ha chiesto il doppio, vuole andare al nord perché al nord hanno più possibilità di visibilità, l'abbiamo ringraziato, l'abbiamo pagato fino all'ultimo centesimo ed ora ci prendiamo un altro giocatore. Questo qua, e questo è tutto. Grazie mister. Prego, e complimenti. Grazie complimenti. a voi per l'invito. Meritatissimo. Proseguiamo, passiamo ai premi individuali. I premi individuali, finora abbiamo dato premi speciali ai giocatori, nel caso di Giampiero Di Gino. Passiamo agli allenatori, perché diamo un premio a uno specialista dei salti di categoria che riceve un premio a nostro parere più che meritato, grande gestore di gruppi di calciatori, prima ancora che eccellente tattico e sagace, uomo di calcio. Ora l'attende una nuova sfida, toccano sempre a me, sti giochi di parole toccano sempre a me, ma prima arriva per lui un premio frutto di una stagione gigante. Chiamiamo a premiare Dino Corbo in rappresentanza dell'LND Sicilia, e il premio già si è alzato, lo sa già di cosa sa già tutto, Nicola Terranova.
questa organizzazione, perché raccontare storie di sport con semplicità è una cosa che serve al calcio e mette in luce che i successi sportivi sono prima ancora successi umani, successi di gruppo, successi di società e dirigenti che programmano e sanno programmare. Ho sentito chi mi ha preceduto che diceva giustamente non bisogna spendere tanto, bisogna spendere bene. Ecco, la programmazione credo che sia uno dei segreti vincenti. Grazie. Diamo il premio al mister Terranova. Mister Terranova col premio ormai ti stai abituando a queste premiazioni, però chi vuol vincere deve anche sapersi abituare e tu hai dimostrato di saper vincere. Sì, diciamo intanto buonasera, diciamo che quest'anno abbiamo un po' esagerato con i premi, ora vediamo già di cominciare a preparare la prossima stagione, perché già è dura, già da adesso già ci sono squadre che si stanno attrezzando abbastanza bene. L'anno scorso è stato un anno difficile, un anno dove siamo riusciti poi a superare un avversario veramente tosto, 2 avversari tosti in Favara, in un campionato difficile, un campionato dove abbiamo preso solo 8 gol, ma preferisco ricordare che abbiamo preso pochi tiri in porta, e quello onestamente come allenatore è la cosa che mi soddisfa di più. E dunque ringraziamo, intanto facciamo i complimenti a mister Terranova. Grazie a tutti. Intanto chiediamo eventualmente l'indirizzo di un falegname per una bacheca più grande per i premi. Speriamo di ripeterci allora, dai. Facciamo un applauso a mister Terranova. Continuiamo con quelli che sono i premi collettivi, quindi chiamo il presidente Stompo e gli altri dirigenti dell'Enna Calcio. Complimenti a voi, presidente. Squadra che appunto ha conteso fino alla fine la vittoria del campionato all'Agas e poi comunque ha vinto quelli che sono i playoff di girone, ha perso solamente quello contro il Siracusa. Parola al presidente Stompo che già ha il microfono in mano. Quindi volevo capire da lei, insomma, come è andata la stagione, se era quello che si aspettava da parte dei suoi giocatori o se avete fatto addirittura anche qualcosa di più. Sì, grazie Salvo, intanto grazie per l'invito. Per noi è stata una stagione esaltante, entusiasmante, perché abbiamo riportato Enna dopo tantissimi anni, il calcio che conta, abbiamo vissuto delle emozioni importantissime quest'anno che erano oramai sopite nella nostra città. Per cui abbiamo risvegliato la passione per lo sport in tutta la città, in tutti i tifosi, in tutti i bambini. Abbiamo più di 200 bambini affiliati alla nostra scuola calcio, per cui diciamo che la nostra stagione è una stagione brillante. C'è ovviamente un po' di rammarico perché siamo arrivati a un passo dal salto di categoria sia in campionato con l'Agragas che nella finale playoff contro il Siracusa. Però vabbè, ci rimbocchiamo le maniche, ci riproveremo l'anno prossimo e ci divertiremo come sempre. Una domanda, diciamo, voi addetti ai lavori, può rispondere chiunque di voi, avete già richiesto magari per la prossima stagione o volete farlo un ripescaggio per la Serie D o comunque sia volete vincere l'eccellenza? Allora, la scadenza per il ripescaggio è la prossima settimana, scade il 7 e mi pare che ci sono buone possibilità per partecipare anche lì a questa cosa, però mi volevo allacciare alle parole che sono state dette dal vicepresidente, fare un plauso a voi che raccontate durante tutta la stagione le vicende appunto di uno sport dilettantistico che non ha niente da invidiare allo sport professionistico. Noi quest'anno abbiamo visto veramente prestazioni sportive di altissima classe e la cosa che voglio sottolineare stasera, abbiamo visto anche un pubblico molto maturo. Non ci dimentichiamo gli applausi delle 2 tifoserie, anche delle 3 tifoserie, parlo anche del Favara, parlo anche del Siracusa, parlo dell'Enna, cioè le tifoserie che nonostante il risultato si sono applaudite e hanno voluto festeggiare queste belle giornate di sport. Io penso che da siciliani dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto come dirigenti, perché instillare nelle persone che ogni giorno vengono allo stadio anche questa maturità non è cosa da poco e io penso che lì abbiamo vinto tutti. Sono d'accordo e complimenti, richieda del premio, questo è vostro e complimenti ancora. Prego. A proposito il presidente ha anticipato uno, prego Francesco, perché poi è il premio quello tuo, chi merita anticipa un premio che Francesco ha ideato per gli sportivi. Sì, è un premio che abbiamo ideato con tutta la nostra redazione, premio che conferiamo ad un giovane arbitro che purtroppo è divenuto noto alla cronaca extrasportiva per
un episodio che con il suo lavoro, con la sua passione e anche con il nostro sport preferito non c'entra assolutamente nulla, però un episodio che non ne ha arrestato il cammino, portandolo anche a meritare, pur nonostante la giovane età e anche a sostegno, a supporto di quelle che sono le sue doti, anche il debutto nello scorso campionato di eccellenza. Per noi è un immenso piacere averlo qui ed esprimere anche un po' il nostro supporto con questo premio. Invito a salire sul palco David Bartolotta. Noi ci siamo già sentiti abbondantemente, ci siamo visti anche sia prima sia dopo Parmonval Don Carlo. Intanto dici un po' le tue emozioni al debutto in eccellenza. Ovviamente il debutto è stato bellissimo perché non me l'aspettavo. L'ultima giornata, niente, bello, fantastico, non me l'aspettavo completamente. Per un arbitro debuttare in eccellenza, comunque alla mia giovane età, non è semplice assolutamente. Speriamo di continuare e di fare qualche partita in più il prossimo anno in eccellenza. E portare i risultati, ovviamente. E poi chissà, magari andare avanti. Poi ci vuole tempo. Però Ti vedo emozionato, quindi non vado oltre sì, con le domande. Salvo Questo poi... è tuo. Io prima di salutare David vorrei chiamare nuovamente il vicepresidente Corbo, anche perché abbiamo una targa da consegnare poi anche al presidente Morgani, quindi approfittiamo del momento, anche perché la tematica barra problematica delle aggressioni agli arbitri, che purtroppo quest'anno si è vista, diciamo, cresciuta, no? Quindi, siccome il presidente Morgani è uno che ci tiene molto a questa tematica, così come anche il vicepresidente Corbo, immagino vorrei appunto capire qual è la posizione della federazione, della Lega. C'è anche appunto il vicepresidente della provincia, sezione arbitri Vitale. Qual è la vostra idea al riguardo? Ma ti ringrazio per questa domanda, perché è vero, è un tema rispetto al quale siamo in prima linea, siamo impegnati tutti i giorni, e come amiamo ripetere spesso, fino a quando ci sarà anche un solo episodio di violenza nei campi di calcio non saremo soddisfatti. Per noi non è importante il numero, è importante che ci siano ancora. Purtroppo dobbiamo prendere atto, si dice spesso che il calcio sia la metafora della vita, e lo è nel bene e nel male, rispecchia purtroppo la società. Sembra una banalità, però rispecchia la società in cui viviamo. Assistiamo quotidianamente a tanti episodi di violenza gratuiti, ma di violenza vera, gratuiti, e questo purtroppo ancora oggi accade anche in situazioni nelle quali la violenza non solo prevista, ma proprio fuori da ogni logica. Competizioni sportive sono le competizioni in cui con le proprie armi, con le proprie capacità si cerca di superare l'avversario e si ha rispetto per quella figura che è la figura arbitrale, che, non dimentichiamo la storia, la figura dell'arbitro non nasce come una imposizione da parte di qualcuno. La figura dell'arbitro è storicamente nata da un'esigenza delle società. Sono le società, i giocatori che giocavano le prime partite di calcio, che a un certo momento hanno sentito la necessità di avere un giudice imparziale. È arrivato l'arbitro e quindi questi ragazzi meritano soltanto applausi e rispetto. Signor Vitale, una sua opinione al riguardo? Sì, intanto vi ringrazio per averci invitato, vi porto i saluti del Presidente che era impegnato e ha mandato me a fare le sue veci. Ha già detto tutto Dino, sostanzialmente dispiace a noi, io lo vivo in prima persona, io sono un designatore, quindi mando in campo questi ragazzi e quando mi squilla il telefono in orari non congrui, capisco che c'è qualcosa, perché generalmente mi chiamano dopo la partita, quindi se vedo la telefonata quando in realtà dovrebbero stare in campo c'è qualcosa che non va, e vi assicuro che quando ci arrivano queste chiamate io mi sento coinvolto in prima persona perché sono io ad averlo designato, e quindi purtroppo abbiamo avuto esempi, quest'anno si è riacceso insomma un po' il fuoco nei giocatori in maniera del tutto
gratuita, come diceva Dino, è spiacevole. Abbiamo avuto l'episodio di un ragazzino al suo esordio in terza categoria a 16 anni che ha subito a fine partita, quando aveva già emesso il triplice fischio, un pugno. Nonostante ciò, però, questi ragazzi dimostrano una grandissima maturità, perché vogliono tornare in campo già dalla domenica successiva, e questo per noi è motivo di orgoglio, perché vuol dire che, nonostante sono veramente giovanissimi, dimostrano un grande carattere, una grande personalità. Dal canto nostro, quello che abbiamo cercato di fare negli ultimi anni è quello di aprire le nostre porte alle società. Perché vogliamo far conoscere il nostro mondo alle società. Noi non siamo avversari né dell'una né dell'altra squadra, noi siamo parte integrante, nasciamo per esplicita richiesta delle società, e vogliamo dare la possibilità alle società, ai calciatori, dirigenti, capitani di conoscere la nostra realtà, capire. Molte società ci chiedono di andare a fare le riunioni tecniche presso appunto le società. A inizio stagione generalmente ci incontriamo con le società in federazione per discutere sulla circolare numero 1 piuttosto che aspetti regolamentari. Noi vorremmo farlo con più continuità per far capire appunto a tutti che noi ci limitiamo semplicemente a far rispettare il regolamento, quindi non scendiamo in campo per andare contro una o l'altra squadra. Non c'è mai dolo in quello che fa un arbitro, che seppur di errori parliamo, perché sono ragazzi in crescita, così come i vostri, anche i nostri sono ragazzi in crescita e possono sbagliare, sbagliano in Serie A, anzi devono sbagliare, perché dagli errori hanno la possibilità di imparare e crescere. Detto ciò, vi ringrazio nuovamente per questa opportunità e buon proseguimento. Grazie. La targa per la federazione, quella di Davide c'è. Prego. Grazie. Dai Francesco. È un premio particolare, non legato a risultati sportivi, anche se alla fine i risultati sono legati in un certo e qual senso, perché il calcio siciliano non è soltanto spinto dalle decine di club che lo rappresentano nei vari campionati, ma da qualche anno da una vera e propria rappresentativa. Tra mille difficoltà e anche un po' di scetticismo, i primi risultati fanno capire che si tratta di una realtà di tutto rispetto, pronta a spiccare il volo e a ribadire che il calcio siciliano può dire la sua senza confini. Noi richiamiamo Marco Mineo per consegnare il premio, d'altronde sei il padrone di casa, quindi esatto, ci penseremo per la terza edizione. E chiamiamo gli esponenti della nazionale siciliana, guidati dal segretario Fabio Petrucci. Ciao. Marco, dai il microfono a uno dei tuoi. Noi ci siamo così fregiati in un certo senso di accompagnare insieme ai colleghi della Wii Sport il cammino della nazionale siciliana. Ormai seconda partita, seconda vittoria, il livello sale e sale anche di conseguenza l'interesse generale. Sì. È acceso, sì. Vai. Sì, sì. Allora, mi sentite? Buonasera a tutti. Intanto grazie per questo premio. Sì, il livello sale. Io credo che con questa vittoria che abbiamo ottenuto contro la selezione della Corsica, che schierava in campo calciatori della Ligue 1 e della Ligue 2 francese, abbiamo dimostrato che il calcio siciliano, anche nel suo livello dilettantistico, perché la nostra selezione era composta esclusi 5-6 atleti da tutti i giocatori di Serie D ed eccellenza siciliana, il calcio siciliano è un calcio competitivo che può dire la sua a livello internazionale, che è più competitivo probabilmente anche di tante selezioni FIFA. Quindi il nostro obiettivo adesso è quello proprio di salire di livello ogni anno, di rappresentare una vetrina per i nostri calciatori, per il nostro calcio in generale, ma anche per la nostra cultura, il nostro territorio, e arrivare anche a sfidare, speriamo presto, anche delle nazionali FIFA, come già avviene all'estero con l'esempio della Corsica, per esempio, la Catalogna, i Paesi Baschi e tante altre rappresentative appunto del circuito extra FIFA. Io approfitto perché Fabio mi ha dato l'assist per il bomber. Domenico lo chiamo anche perché Domenico Mistretta ha fatto parte
del gruppo, insomma, far parte, oltre ovviamente alla grande stagione che hai fatto a Sciacca, ti ha consentito di guadagnarti questa convocazione. Cosa si prova a far parte di una rappresentativa della tua regione? No, intanto è stata una cosa bellissima. Ringrazio Mister Marchese per la convocazione. Spero di ripetermi ed essere riconvocato l'anno prossimo e quindi di conseguenza dovrò fare una grande annata. Eravamo veramente un bel gruppo e di fronte c'era una squadra corsa che era veramente, veramente forte. Direi che possiamo ringraziare la nazionale siciliana. Ovviamente l'appuntamento è per l'anno prossimo e speriamo di poter consegnare un premio per la terza vittoria. Ancora congratulazioni, un applauso per la nazionale siciliana. Grazie Marco per il tuo aiuto. Procediamo. Sì, blocco la fine del secondo blocco e poi tra un minuto chiudiamo quelle che sono le ultime ospitate. Ultimo blocco prima dei saluti finali. Chiaramente ci sono delle società che sono state premiate, sono state contattate ma non sono potute venire. Chiaramente faremo avere i premi in altra maniera attraverso, diciamo, emissari che verranno a ritirarlo. Uno di questi è il signor Colucci, che invito sul palco, che ritirerà il premio per quello che è il calciatore. Ci ha mandato un videomessaggio, poi chiaramente poi ora non lo potete vedere, ma poi andrà in onda il videomessaggio di Desiderio Garufo, che è stato premiato come il giocatore migliore, l'MVP del girone A di eccellenza. Quindi un applauso per Desiderio Garufo. Buonasera a tutti, ero pronto per essere lì con voi, ma purtroppo ho avuto un imprevisto e non sono potuto più venire. Volevo ringraziare a Salvo e a chi ha organizzato questa manifestazione per la premiazione. Vi ringrazio e volevo condividerlo con tutti i miei compagni e con l'ex mia squadra, l'Agragas, che ci ha visto vincenti in una stagione strepitosa. Un abbraccio a tutti e grazie ancora per il prestigioso riconoscimento. Volevo spendere due parole per questo giocatore senza nulla togliere a tutti gli altri calciatori, staff, mister e società della passata stagione. Io ho avuto modo lo conoscevo da tanto tempo, ho avuto modo di conoscere un grande professionista, un grande calciatore e un grande leader. E sicuramente Desiderio, nonostante l'età, continuerà a fare ancora bene nel calcio perché, come ho detto prima, è un grande professionista. È uno che quest'anno ha ricevuto parecchi premi, tutti meritati, perché l'ha dimostrato sul campo, e gli volevo fare un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione.
Vorrei chiamare sul palco anche l'avvocato Cassonovo, che l'ha detto alla premiazione di Desiderio, purtroppo mezz'ora prima della diretta ha avuto un problema familiare. Avvocato, Buonasera. anche lei voleva spendere un paio di parole sul Desiderio e poi la manteniamo sul palco perché deve tornare il prossimo ragazzo che ha vinto un premio. Cos'è il Desiderio Garufo per l'avvocato Cassonovo? Ma io da tifoso dell'Agregas ovviamente ho apprezzato Garufo, però diciamo andando leggermente controcorrente a quello che ha detto Matteo, l'Agregas ha vinto perché quest'anno non ha vinto, cioè non si parlava dell'io, ma si parlava del noi. Quindi in questo vorrei ricordare il mio fratello amico Ernesto Russello che ha compattato questo gruppo, il mister che gli ha dato una forma sotto il profilo di spogliatoio, sotto il profilo del gioco, e poi ci sono degli atleti importanti come Caccetta, come Elezai, Baio, Mannino, posso fare tutta la formazione, Barrera, Semensin, sono stati tutti determinanti. Quando si vince il campionato, secondo me ognuno porta un piccolo contributo. Anche per esempio Vitelli ha procurato quel rigore che ha valso i 3 punti col Gela al 100° minuto, che secondo me è stato proprio il momento cruciale del campionato, perché nel frattempo l'Enna si fermava a Casteldaccia con un pareggio 0-0 e qui poi allo scontro diretto l'Agregas ha avuto la meglio. Giocatori come Mansur, dico, alla fine sono stati bravi a costruirla, a gestirla, a superare i momenti difficili dopo la sconfitta di Marineo e poi secondo me a vincere meritatamente, perché insomma che se ne dica l'Agregas ha vinto meritatamente, però è stato un degno avversario l'Enna, che quest'anno ho avuto il piacere di vedere giocare molte partite, una dirigenza seria, oppure un gruppo abbastanza assortito, un parco attaccanti da fare invidia a tutte le categorie. Quindi è stato un campionato avvincente perché a differenza degli altri anni si è concluso all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Esatto. Questo la dice lunga. E l'unica cosa che dispiace, così una battuta da tifoso, è che quando si vince si potrebbe costruire sull'ossatura della squadra vincente la squadra del futuro. Però così non è stato, sappiamo che nel calcio ognuno ha le sue idee, certo, ognuno la vede a modo proprio, però secondo me da quel gruppo importante si poteva ripartire, però comunque sempre forza Agregas. Assolutamente posso intervenire? Forse sono stato frainteso oppure mi sono spiegato male. Quando parlo di Garufo io non dico che Garufo ha vinto, io ho parlato a livello personale, di giocatori, di persona. Io sono del parere che quando i campionati si vincono, come penso tutti, bisogna iniziare dal magazziniere all'ultimo, al presidente, perché i meriti sono di tutti, come sono di tutti i demeriti quando non si vince. Perciò dico, senza nulla togliere agli altri, ma sappiamo tutti il valore di questa squadra, il valore del mister, il valore dello staff tecnico e il valore di tutti, perciò i meriti vanno a tutti. Era solo così un mio parere personale su Garufo, sulla persona di Garufo. Stop. Avrei ripetuto quello che hai detto tu, quindi dovevo cambiare cliché. Salutiamo Colucci mentre rimane l'avvocato qui sul palco. Francesco. Perché abbiamo premiato l'MVP del girone A di eccellenza, passiamo all'MVP del girone B. Per riassumere, anziché dire nome e cognome potremmo parlare di mister promozione, perché con quello ottenuto pochi giorni fa nel doppio confronto contro l'Enna, al termine di una rincorsa esaltante della sua squadra, ha raggiunto la sua 7ª promozione, tra l'altro la seconda con la squadra che ha rappresentato nel girone di ritorno. Si dice che l'ultima sia sempre la più bella, noi vogliamo celebrarla al meglio con questo premio. È già presente il consegnante, il premiante. Invito Salvo a ritirare la targa per Davide Pettinato. Uno dei perni del Siracusa che ha risalito la classifica. Buonasera a tutti. Davide, tu sei arrivato a dicembre insieme ad altri tuoi vecchi amici, Benniraci, Santo Privitera, diciamo che dove piantate le tende voi si vince. Allora, intanto facciamo una piccola correzione, i campionati sono 8 perché uno l'ho vinto pure con Mister Ferrara che è di promozione, però qualcuno mi ha detto che non vale, però lo mettiamo. Ed è stato forse uno dei più belli quelli. Sì, per la presenza del mister, immagino. Ma per tante cose, io sono cresciuto, il mister, ripeto quello che ha detto già lui, abbiamo fatto un percorso insieme, mi ha visto crescere prima come uomo, anzi prima come calciatore perché ero un ragazzino e poi mi sono formato come uomo anche grazie al suo essere
uomo sotto tanti punti di vista e per come vede il calcio. Dico sempre che io calcisticamente sono un Ferrara per come vedo il calcio io. Mi ricollego alla tua domanda. Sì, abbiamo fatto un percorso importante, no? Dove andiamo noi non è che si vince, noi proviamo a vincere, noi portiamo una mentalità sicuramente all'interno dello spogliatoio. Ad oggi le cose stanno andando per il verso giusto, i numeri sono dalla mia e della nostra parte, insieme anche ai ragazzi che hai citato prima, e per il momento speriamo di continuare così, ecco. Tra l'altro il cammino è stato esaltante, eravate per un periodo anche fuori dalla zona playoff, comunque a ridosso della zona playoff, poi avete ripreso l'Igea, siete andati vicini anche a vincere il campionato, però forse così è forse più bello. Guarda, noi quando siamo arrivati esattamente eravamo a 11 punti dalla prima e con una partita in meno era veramente difficile. Abbiamo fatto penso un percorso netto, siamo arrivati allo scontro diretto a Barcellona con i 2 punti di vantaggio, però ci può stare perdere lo scontro. Faccio i complimenti al mister, ma non è retorica, anche perché secondo me competere in entrambe le competizioni come il percorso che hanno fatto loro in Coppa, dove hanno macinato sia in campionato che in Coppa Italia, credo che è tutto meritato. Poi noi rincorrere sempre, ci può stare e avere il passo falso, che noi non l'abbiamo perso a Barcellona il campionato, ma penso che l'abbiamo perso in casa col Santa Croce. Però su 17 partite, quando fai un pareggio e una sconfitta, ci può anche stare, ecco. Sarà di formazione professionale, però io ti devo chiedere il prossimo anno che fa Davide Pettinati. Al momento, ecco, domani sono 15 giorni che abbiamo finito, ancora è presto, qualche contatto con qualche società c'è stato, però mi prenderò il tempo necessario per decidere con calma. Se ne può parlare anche dopo Ferragosto, non è un problema, dico, perché comunque bisogna cercare di fare la scelta giusta, che poi non puoi mai saperlo all'inizio, lo vieni a sapere il 30 giugno. L'avvocato Castronovo premia Davide e complimenti, grazie. Allora facciamo più che altro l'ultimo riassunto di quelli che sono i premi che non siamo riusciti a consegnare perché in presenza non sono presenti. Per esempio il capocannoniere abbiamo premiato Mistretta del girone B e Antonino Carbonaro, che anche lui ci ha inviato un videomessaggio che poi manderemo in onda nella puntata. Oppure lo possiamo già mandare adesso, così sentiamo quantomeno l'audio di Antonino Carbonaro, così come abbiamo anche un messaggio del Catania che Francesco è riuscito a contattare, anche questo lo possiamo ascoltare, quindi quando la regia mi dà il via, quando vai con Carbonaro e così ascoltiamo quello che dice. Salve a tutti, scusate la mia assenza oggi, ma per motivi lavorativi non riesco ad essere lì presente con voi, mi dispiace tanto. Volevo ringraziare Sportisili e Locaccio Plus per avermi invitato a ricevere questo premio e ne sono veramente onorato. Ancora tante grazie e scusatemi, ma non sono riuscito a venire, purtroppo. Buona continuazione, arrivederci a tutti. Questo era il messaggio di Antonino Carbonaro, che a suon di gol ha sbaragliato la concorrenza nel girone B di eccellenza. Un altro messaggio già anticipato da Salvo è quello del Catania. Ci tengo personalmente, ma anche a nome di tutti gli organizzatori del Galà, a ringraziare Angelo Scaltriti, l'addetto stampa, ovviamente tutta la dirigenza del Catania. In questi giorni si sta lavorando scusate, per la costruzione del nuovo corso a livello tecnico. A tal proposito andiamo a trasmettere, anche per chi ci sta guardando in streaming, il video messaggio del direttore generale Luca Carra e poi torniamo qui per l'ultimo premio, ma non il meno importante ovviamente. Ci teniamo molto a ringraziare gli organizzatori del Galà del Calcio Siciliano, in particolar modo il conduttore, per il premio che ci è stato assegnato, un riconoscimento importante che ci inorgoglisce proprio al termine di una stagione fantastica che abbiamo vissuto. Proprio oggi inizia la nuova stagione, la stagione 23-24. Ci dispiace purtroppo non essere presenti, ma avevamo già fissato precedenti impegni che ci impediscono oggi di essere lì con voi. Però con questo messaggio è proprio la testimonianza del fatto che ci tenevamo a partecipare, che vogliamo partecipare a questa festa del calcio siciliano. Per quanto ci riguarda, come Catania è importante che tutto il movimento del calcio in Sicilia possa crescere, quindi avere ottimi rapporti con tutti gli addetti ai lavori e con la stampa per noi è veramente importante. Poi rientriamo dopo aver sentito le parole e il ringraziamento del direttore generale del Catania Luca Carra. Ne approfittiamo anche per ribadire quelle che sono
i premiati che non sono riusciti a essere qui con noi, a cominciare dal Siracusa, vincitore dei playoff nazionali di eccellenza e quindi squadra qualificata al campionato di Serie D, con mister Gaspare Cacciola che ha vinto il premio, abbiamo aggiudicato noi il premio di allenatore del girone B di eccellenza. Adesso si aggiungono altre due squadre che hanno fatto un altro salto di categoria, in questo caso alla promozione all'eccellenza, l'Aspra che ha vinto il playoff delle formazioni del girone A e B dopo un'incredibile partita contro l'Accademia Trapani, giocata tra l'altro a casa Giovannone, ovvero sia a Caltanissetta, e la super giovane Castelbuono che invece ha ottenuto il pass per l'eccellenza vincendo la Coppa di categoria. Lascio a te la parola, Salvo, per l'ultimo premio di serata. Allora, si diceva che Paganini non ripete in quanto certi capolavori erano praticamente impossibili da ripetere. Eppure il protagonista del nostro ultimo premio, perché non per importanza, ma forse al contrario, è stato capace di replicare una vera e propria impresa, forse in condizioni ancora più critiche rispetto a quelle, diciamo, della stagione precedente. Dunque non possiamo che celebrare il grande lavoro che ha compiuto Raciti. Mister. Francesco, tu che ci tenevi particolarmente, una domanda al Io sono mister. felicissimo di infatti. rivedere il mister, ha ricevuto il premio Ussi qualche settimana fa, sempre qui a Palermo. È un premio alla costanza, possiamo dire, perché è il secondo anno richiamato a stagione in corso. Dicevo nella motivazione, forse quest'anno è stato ancora più difficile perché è stato necessario ricostruire la squadra. Addirittura alcuni dicevano che il Messina sarebbe rimasto all'ultimo posto, invece, nonostante tante difficoltà, un'altra salvezza sul campo. Sì, è la terza, perché la prima è stata a Siracusa. Sì, a Messina intendo. E guarda caso tutte e tre le volte alla fine del girone d'andata e tutte e tre le volte con 11 punti. Si vede che porta bene o alla fine del girone d'andata o gli 11 punti. Sono sempre difficili le salvezze, così come diceva Davide Pettinato, il girone di ritorno è sempre più difficile. Loro hanno fatto 17 partite, una sconfitta e un pareggio, credo, e 15 vittorie. Noi venivamo il Messina veniva da un percorso di 11 partite 1 punto, 10 partite fuori casa 0 punti, peggiore attacco e peggiore difesa. E quando mi hanno chiamato molti amici, tra cui Gaspare Cacciola, mi ha chiamato e mi ha detto: sei un pazzo, rovini quello che hai fatto l'anno scorso. E io invece gli ho detto: spero di salvare invece quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Ed è andata bene. Il girone di ritorno, su 10 partite fuori casa ne abbiamo vinte 5 e pareggiate 4. In casa abbiamo avuto un percorso forse meno brillante, però avevamo tutte le prime classificate tutte in casa, il Catanzaro, l'Avellino, il Pescara, partite difficili. Però il girone di ritorno siamo stati la migliore difesa assieme al Catanzaro con 13 gol. Però questo è un percorso che è stato fatto grazie all'evento di alcuni giocatori importanti, ma soprattutto grazie alla professionalità e veramente alla voglia che ci hanno messo i ragazzi, che poi sono i veri protagonisti. Sì, io volevo chiedere al mister Raciti cosa si aspetta dall'anno successivo, cioè se lei è più un allenatore che preferisce entrare in corsa. Penso di no, per la difficoltà con cui entrare in corsa, o comunque sia se è una cosa che comunque sia la stimola, le dà la carica per ottenere delle imprese come quelle che ha fatto l'anno scorso. No, entrare in corsa non è mai bello per tanti motivi. Sostituisci un collega, poi vai in una squadra dove sicuramente c'è qualche problema per chiamarti, o perché vogliono vincere e non ci riescono, o perché si debbono salvare, sono in difficoltà, ma sono sempre delle difficoltà maggiori. Però purtroppo il calcio è fatto anche di queste cose. In questo momento sarebbe stato bello magari poter dire di essere stato riconfermato a Messina. Purtroppo non è così, perché ancora non si sa nulla. Ci siamo visti ieri col presidente, abbiamo parlato, però molto probabilmente toglierà la squadra e la nuova proprietà poi farà magari altre scelte. Se dovesse continuare Sciotto, magari ci potrebbe essere la possibilità di partire dall'inizio. Quindi diciamo giorni frenetici questi che verranno. Sì. Capiremo. Vedremo quello che succederà. Grazie, questo è il premio. Intanto Grazie a te. Complimenti. Allora, noi abbiamo finito. Francesco, quindi c'è rimasto spazio per i ringraziamenti finali. Chiaramente a tutti quelli che sono
i protagonisti di questa stagione 2022-23. L'appuntamento chiaramente è quello per la stagione successiva, la 23-24, con l'augurio che chi sta facendo l'eccellenza riesca il prossimo anno a essere premiato perché ha o mantenuto la categoria o ottenuto la promozione in Serie D, e viceversa chi sta facendo la promozione che salga in eccellenza, e sicuramente chi arbitra riesca a farlo in maniera più serena possibile, così come chi designa non abbia nessuna chiamata a partita in corso. Quindi l'augurio è quello di maggiore serenità tra le parti, e prima di lasciarti la parola ringrazio ancora una volta Hotel Villa D'Amato, Studio Dentistico Conte, Mediterranea Antincendi, Luxury Casa, Perfect Clean e Uni Service. Io ne approfitto allora per ringraziare nuovamente intanto te, Salvo, perché abbiamo combattuto in queste settimane per mettere a punto, c'è stato anche un concertone di mezzo che ci ha costretto a questa giornata atipica di sabato per organizzare questo evento, e ringraziamo ovviamente i presenti per aver così preferito passare un paio d'ore insieme a noi, anche chi è venuto da più lontano per ricevere questo premio, quantomeno per esserci. Ringrazio Filippo Di Lorenzo e Salvo Geraci in regia. A questo punto lo diamo l'appuntamento per l'anno non diamo date ovviamente perché dipende da tante cose. Vi ringraziamo per essere stati qui, ringraziamo chi ci sta guardando e ci guarderà in streaming sul canale YouTube di Sportisili e sulle nostre pagine Facebook. Lascio a te la chiusura, è aperto tutto. Chiusura, quindi buona serata a tutti e viva il calcio locale.